Oggi, in seguito a una nostra richiesta, siamo riusciti a rinviare l'esame in Consiglio del nuovo piano dell'aria, un piano che aspetta da ben 12 anni e che ancora non possiamo approvare, votare, perché è arrivato monco in aula, cioè mancavano esattamente delle parti fondamentali, ovvero l'appendice 2 in particolare dell'allegato A, che non è altro che il cronoprogramma di tutte le attività che la giunta regionale deve mettere in atto per combattere il problema dell'inquinamento da polveri sottili. Quindi rischiavamo veramente di approvare oggi in aula, parlo di un documento di 500-600 pagine, che era senza la parte più importante, cioè i compiti per casa della giunta Zaia per far sì che i veneti non respirino più aria avvelenata. Fortunatamente ce ne siamo accorti, in veste di correlatore naturalmente ho dovuto vedermi, ed è una cosa che seguo da tempo, tutto questo documento, e da questo documento risultava appunto la sparizione di questa parte importante che invece in Commissione Ambiente avevamo esaminato. Ho chiesto oggi in aula di capire, di approfondire che cosa è successo. Qualcuno dice a pensar male ci si azzecca, credo che non sia il caso, ma se fosse una di queste cose, io credo sarebbe molto grave, perché probabilmente poteva anche accadere che oggi nessuno si accorgeva di questa mancanza e noi oggi avremmo votato un piano monco, un piano che non impegnava la Giunta a fare nulla, visto che mancava proprio quella parte così importante. Ecco perché credo sia importante, appunto, ancora una volta, l'opera di opposizione che stiamo facendo in Consiglio regionale, soprattutto in un tema come questo, che ci vede come Stato membro pregiudicati, in quanto condannati dalla Corte di Giustizia europea il 19 dicembre del 2012 per aver violato la direttiva aria, quindi per far respirare aria avvelenata ai nostri cittadini, e questo accade soprattutto in Pianura Padana e quindi anche qua in Veneto, e anche per il fatto che siamo sotto una nuova procedura di infrazione relativa al luglio del 2014, proprio perché come Stato membro Italia, ma come regioni interessate, non ci si sta adoperando a dovere per ridurre questo inquinamento dell'aria. Quindi siamo anche sotto procedura di infrazione, rischiamo di pagare forti sanzioni all'Unione Europea per la violazione di questa direttiva dell'aria e noi qua rischiavamo, dopo 12 anni di attesa, il precedente piano dell'aria risale al 2004, cioè a un'epoca fa, rischiavamo di fare un piano monco. Per fortuna ce ne siamo accorti.